Un albero che si stacca da un costone di rocce che, per ragioni che saranno chiarite dagli inquirenti, trasforma in tragedia quella che avrebbe dovuto essere una giornata di relax in uno degli scenari più suggestivi del Mare Ogliastrino, ma dall'ecosistema tanto fragile da essere interdetto alle imbarcazioni. È accaduto oggi, in tarda mattinata, alle piscine di Venere, in territorio di Baunei, celebre cala dalle acque cristalline raggiungibile esclusivamente via mare. E così aveva fatto stamattina Marina Masia, medico 29enne di Nuoro, che insieme a un gruppo di persone, tra cui la madre e il fratello, stava raggiungendo la cala a bordo di un gommone noleggiato a Calagonone. L'area, a causa del pericolo frane, in base a disposizioni stabilite nel corso di più tavoli tenutisi tra giugno e luglio in prefettura a Nuoro, è cinturata da boe e da cavi tarozzati per evitare che le imbarcazioni possano raggiungere la riva, ed è disseminata di cartelli che avvertono del pericolo di caduta massi. Tanti campanelli d'allarme che hanno portato alle limitazioni e al loro potenziamento, tra cui il ferimento allo zigomo lo scorso 13 luglio a Calamariolo di una bambina di 9 anni in vacanza dal Trentino con la famiglia a causa della caduta di un masso. Per cause ancora in corso di accertamento, da capire se Masia si trovasse sul bagnasciuga o se il natante si trovasse in prossimità della costa, da un costone di roccia si è staccato un albero che ha travolto la donna. Sul posto sono intervenuti i medici dell'Elisoccorso Areus inviato dal 118 di Sassari, ma le condizioni della donna in arresto cardiaco erano già disperate. Trasportata a Calagonone, Marina Masia è morta durante i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera di Olbia, competente su quel tratto di costa, e i carabinieri di Lanusei. A cercare di far luce su quanto accaduto sarà ora la procura di Lanusei.